Ciao dalla Casa delle Farfalle, siamo qui con Alessandro Noacco, biologo e conservatore del Museo Entomologico Muffa, che appunto è qua all'interno della Casa delle Farfalle. Muffa è l'acronimo per Museo delle Farfalle e delle Falene. Il Muffa esiste dal 2020 ed è un museo di storia naturale. I musei di questo tipo hanno diverse finalità. Ce le racconti tu, Alessandro? Vediamo se te le ricordi. Certo, Francesco. Allora, le finalità di un museo di storia naturale sono sicuramente all'inizio quella di reperire gli esemplari che possono giungere da collezioni che ci vengono donate anche da individui privati e conservarle, ovviamente. Sì, che non è una cosa così banale, perché molti ci chiedono come conservate gli esemplari. Oppure come può un esemplare deteriorarsi? Beh, innanzitutto gli insetti sono animali che hanno uno scheletro esterno, un esoscheletro, quindi quando li vediamo dentro i quadretti, dentro le teche, in realtà vediamo l'esoscheletro, la parte interna è disidratata, si fanno seccare gli esemplari nella posizione voluta e poi rimangono così. Però bisogna stare attenti perché se non vengono conservati in una maniera adeguata si possono sviluppare muffe, che ovviamente le muffe sono funghi e si mangiano proprio il reperto organico, quindi l'animale, anche se secco. E poi ci sono anche altri animali come alcuni coleotteri, insetti coleotteri, le cui larve proprio si nutrono di animali morti e questo diciamo, è il problema di solito più grosso perché a me è successo purtroppo diverse volte quando ero Certo. giovane che andavo a prendere la mia collezione e alcuni esemplari erano letteralmente polverizzati da queste larve. Quindi noi ovviamente Usiamo delle misure mm, per evitare queste sì, infestazioni, esatto. prevenirle. Esatto, già le scatole sono fatte in maniera adeguata per evitare che entrino questi parassiti. In più abbiamo degli armadi ad hoc, idonei, con una chiusura ermetica. Ecco, quindi abbiamo, hai detto, le due degli scopi del museo. Poi, Certo, poi c'è tutta una parte relativa alla catalogazione. che anche questo è tutt'altro che banale, perché non è che uno prende il libro delle mosche e le classifica. Non esiste alcun libro sulle mosche italiane per cui uno può andare, anche perché se uno non è uno specialista, io ad esempio non sono uno specialista e molte mosche mi sembrano identiche, in realtà sono specie diverse, ma molto spesso anche per esempio i coleotteri bisogna studiare al microscopio, no? Addirittura nei coleotteri devi studiare gli organi genitali, perché, perché funziona un po' come il sistema chiave-serratura, no? E quindi ogni chiave è unica e in realtà ogni specie ha la sua combinazione e bisogna studiarla al microscopio. Certo, trattandosi di animali, no, con una corazza, e quindi Sì, per cui si può anche contare sul fatto che queste parti vengono conservate facilmente proprio perché sono rigide, fatte di chitina in particolare, no? Che è una sostanza che si pensa sia quella che poi ha permesso agli insetti di diventare così di successo, sono il gruppo più numeroso nel pianeta, quindi come mai? Perché sono fatti all'esterno di questa chitina che è una sostanza che, è estremamente versatile, no? Pensate che costituisce i peli molto esili delle farfalle, ma anche la polverina, ma anche la membrana delle ali, ma anche le corna dei coleotteri, quindi diciamo che sembra che questo sia certo. uno dei motivi del loro indiscusso successo. Gli esemplari delle collezioni possono essere interessanti anche, vero Francesco, per alcuni scopi di ricerca. Beh, assolutamente, anzi, anche noi abbiamo degli esemplari che possiamo anche dire sono unici al mondo, no? Per esempio alcune aberrazioni che sono molto importanti. E già stiamo lavorando con alcune università proprio perché ci sono questi dei reperti estremamente interessanti che abbiamo solamente noi
ogni museo ha le sue esclusività e quindi questi vengono appunto utilizzati per la ricerca, appunto per studiarli. Un'altra delle attività del museo alla fine è quella di divulgazione al grande pubblico. La divulgazione scientifica quindi è una delle altre mission del museo. Infatti abbiamo realizzato questa mostra con cui raccontiamo delle storie veramente speciali per rappresentare proprio la fauna del nostro territorio e anche le strategie che hanno dovuto sviluppare per sopravvivere. Perché vi ricordo che in un ambiente come il nostro, in una zona temperata, c'è il grande limite del freddo invernale. Il freddo invernale al quale devono necessariamente sopravvivere gli organismi, se no si estinguerebbero. Noi raccontiamo, ad esempio, in una delle sezioni di questa mostra, come le farfalle possono sopravvivere al freddo dell'inverno. Ci sono diverse situazioni, no? Alcune migrano come la vanessa del cardo, alcune si sviluppano un antigelo nel sangue, molto simile a quello che mettiamo anche dentro nei radiatori delle nostre automobili. Qua abbiamo alcune scatole della collezione del museo entomologico. Questa è la Araschnia levana, no? Una volta era anche molto diffuso in Italia, adesso è scomparso. In Friuli c'è una stazione nel Tarvisiano e in Veneto sopra Verona. E poi credo basta in tutta Italia. Una volta era più diffusa e non si sa bene perché adesso non si trovi. Ma che cos'ha di particolare l'Araschnia levana? Beh, come si può vedere, ci sono due forme con colorazione completamente diversa. Sì, abbiamo la forma arancione, stessa specie, e la forma bianca e nera. Perché hanno queste forme diverse? Non si sa. Quindi è un mistero. A me piacciono un sacco questi misteri perché... La loro variabilità è legata alla stagione. Quindi quelle arancioni sono le araschnia che volano quando? Generalmente in primavera, mentre quelle più scure volano più nei mesi estivi. Questo è un fenomeno chiamato polifenismo, quando la stessa specie può avere un aspetto diverso, comunque un fenotipo diverso, a seconda delle condizioni ambientali o appunto la stagione in cui l'animale nasce. In questo caso, come vedete, sono due forme veramente molto diverse, sembrano proprio due specie diverse. Invece sono la stessa specie, addirittura possono appartenere alla stessa propria popolazione, geneticamente essere molto simili, ma evidentemente questa stagionalità è determinante per il loro aspetto e ancora non sappiamo perché. E il Friuli è una delle ultime stazioni in cui questa specie si può ancora osservare in Italia, quindi insomma, siamo anche contenti un po' di valorizzare, no, il nostro territorio anche con queste cose molto esclusive. Adesso prendo un'altra scatola, qui vedo queste sono tipiche farfalle di montagna. Cosa ci dici di queste? Beh, queste sono delle Parnassius phoebus. Negli esemplari femmina si può osservare, guardandoli da vicino, nella parte ventrale, una struttura particolare chiamata sfragis, che è prodotta dal maschio come una cintura di castità, praticamente, per impedire alla femmina di accoppiarsi successivamente con altri maschi e quindi per garantire al maschio la certezza della paternità. E vediamo anche un'immagine di una femmina con lo sfragis che ho fotografato proprio qua sul Monte San Simeone qualche anno fa. Quindi una cintura di castità come strategia per il maschio, in modo da non dover competere con i maschi che si volessero accoppiare successivamente, cosa che non riescono a fare proprio grazie a questa struttura che, come vedete, è anche molto ingombrante. Apro una parentesi perché proprio la settimana scorsa ho sentito il professor Barbero, lo storico, che raccontava che la cintura di castità si pensa in realtà che non sia mai esistita, sono solo una leggenda. Bene, adesso allora qui abbiamo un'altra scatola con delle
farfalle, anzi delle falene molto speciali, anche perché non sembrano minimamente delle falene. Cosa sono queste? Certo, queste falene sono dei sesidi, hanno le ali trasparenti e il corpo con dei colori che le rendono molto simili a delle api, a delle vespe nel loro aspetto. Eccezionale la somiglianza, vedete che sembra proprio delle vespe o dei calabroni addirittura. Questo è un tipo di mimetismo chiamato mimetismo battesiano, in cui una specie, che è di fatto innocua perché non pongono le falene, imita invece un animale, in questo caso una vespa, che non è per nulla innocua. Ovviamente è un deterrente per evitare eventuali predatori. Ecco, quindi anche questa è una storia che... E poi, ecco, qui abbiamo un'altra scatola, direi, anche questi sono di animali di cui che non possiamo immaginare se qualcuno non ci racconta che esistono. Cosa sono? Queste che vedete qui sono delle falene nelle quali la femmina è priva di ali. Sì, io le chiamo le farfalle più brutte del mondo. Come mai queste falene hanno femmine senza ali? Ma in realtà non è che si sappia bene perché. Certamente spesso sono specie che volano d'inverno, già a febbraio, o nel caso delle femmine non volano, comunque sono attive a febbraio. In effetti febbraio è un mese freddo e muovere i muscoli non è cosa così semplice. Normalmente nelle falene e anche nelle farfalle i muscoli del volo sono molto sviluppati e occupano tutto il torace. Nelle femmine senza ali in realtà questo volume che non serve più per contenere i muscoli del volo, visto che le ali sono pressoché inesistenti, e in realtà questo volume viene utilizzato per produrre ancora più uova. Si ritiene che anche questo sia uno dei motivi per cui esistono queste femmine senza ali. I maschi le ali le devono avere, anche perché sennò come fanno a incontrarsi, no? La femmina produce feromoni e i maschi con delle antenne molto sviluppate, alla fine, anche se la femmina non si vede, ma riescono a trovarla, a individuarla, grazie appunto al suo profumo. Ecco, direi che abbiamo raccontato... Avevi altro da aggiungere? Ah, volevo dire un'altra cosa interessante proprio su queste, è che appartengono a famiglie diverse di falene, per cui questo adattamento delle femmine senza ali si è sviluppato più di una volta all'interno dei lepidotteri. Quindi è un caso si può dire, di convergenza evolutiva, quindi non è che siano imparentate tra loro e quindi no, specie diverse, anche di famiglie diverse, alla fine sono arrivati alla stessa soluzione. Vuol dire che c'è ovviamente una pressione selettiva che insomma di certo non è un caso, già potevamo immaginarlo ovviamente. Ecco, adesso abbiamo visto queste 4 storie molto interessanti. Aggiungerei che appunto il nostro museo entomologico, il MUFFA, ormai vanta una collezione di oltre 80.000 esemplari, abbiamo più di 1.500 scatole entomologiche come quelle che avete visto, con insetti tutti preparati e ovviamente con tutti i dati scientifici, no? Località, spesso chi l'ha raccolto, La data certo, e anche il nome se siamo stati in grado di determinare l'esemplare. Ecco, quest'anno inauguriamo la nuova sede del Museo Entomologico, che l'inaugurazione sarà il 10 di maggio, in cui apriremo i nuovi spazi appena costruiti, dove appunto conserviamo la collezione del Museo Entomologico. Ci saranno degli ospiti eccezionali, oltre a noi ovviamente, che lavoriamo appunto nel museo. Ci sarà ad esempio Alessandro Minelli, già docente dell'Università di Padova, è stato poi il mio mentore in entomologia, che lui è un grande esperto di museologia, e quindi sarà con noi per condividere questo momento, appunto il 10 maggio, in cui apriremo questa nuova sede del MUFFA, Museo delle Farfalle e delle Falene. Quindi grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima volta con
qualcos'altro sicuramente altrettanto interessante. Cos'è sta roba? E altre... Ehm, tanto lo tagliamo. esatto.